Nascondevano la cocaina che riuscivano a portare nell'ambito veneziano nella laguna, nascondendola dentro alcune pentole a pressione che immergevano nelle barene. Ingegnosi, oculati e sospettosi, la banda di import e spaccio di droga sgominata dai carabinieri di Venezia era perfettamente organizzata e attenta al minimo dettaglio. Pronti a disfarsi dei cellulari su una pattuglia dei carabinieri si soffermava troppo nelle loro vicinanze, singolari i luoghi per gli incontri ai quali andavano con le mogli per destare meno sospetti. Spacciavano in località anche abbastanza inconsuete, tipo centri commerciali o zone movimentate in cui incontravano i clienti, tra virgolette. Ai vertici del gruppo due esponenti dell'ex Mala del Brenta, Mariano Bonato, residente a Giovra del Montello, e Massimo Davalà, veneziano. Il primo, con la figlia, anche lei arrestata, procurava la droga che poi il secondo, Davalà, smerciava e gestiva. 16 le persone in manette, tra cui anche un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, 27 quelle indagate. Partendo dal territorio veneziano avevano costituito una rete articolata di importazione e vendita al dettaglio di cocaina. Una vita all'apparenza normale, operai impiegati ma in realtà con un secondo lavoro molto redditizio. I modi in cui venivano questi soggetti e l'indagine ha trovato parecchi beni che sono stati sequestrati provento sempre dell'attività illecita. Barche in una darsena di Campalto, automobili, immobili e altri beni che i militari hanno sequestrato da una SRL per un valore di oltre 1 milione di euro, il cui manager è un commercialista con studio in centro storico a Venezia. Partite nell'aprile del 2013 da controlli sul territorio, ha trovato conferma nell'arresto del 4 febbraio scorso di Davide Vianello al confine con Trieste. Il bagaglio dell'auto era imbottito con 11 kg di cocaina proveniente dall'Ucraina.